Minskayama, stiamo per calarci con i gommoni dentro nel fiume, quindi tra poco inizierà l'avventura. Siamo arrivati qui in questo bellissimo bosco, qui al capanno per l'osservazione degli orsi. Adesso saliremo su e aspetteremo sperando che si facciano vedere. Andiamo. Adabadu, 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 du, du, du. Ci troviamo a Dolegne Pogliane, a circa 1000 metri sopra il livello del mare, e qui faremo un'esperienza molto particolare perché passeremo la notte in un capanno in mezzo al bosco. E quindi adesso andiamo a vedere questo posto dove passeremo la notte. Andiamo a vedere. Eccola qua, la capanna dove passeremo la notte. Il signor Jure, che è proprietario dell'agriturismo che gestisce questa capanna qua, ha detto che qua di notte ci sono orsi, volpi, ma anche lupi. Quindi io non credo che usciremo da qui di notte, ma non è un problema perché si può osservare la natura dall'interno. Adesso vi facciamo vedere come. Ecco, da qui si possono osservare gli animali in tutta comodità e anche a debita distanza. E inoltre abbiamo anche questo dispositivo qua con le cuffie per poter ascoltare amplificati i rumori del bosco e quindi cercare di capire da dove provengono. Ed ecco qua il mio letto per questa notte. Qui dormo e qui posso osservare gli animali mentre si muovono nella notte.
sempre a debita distanza. Tle je ta domačija pri Hostovih, se po domače reče. Te vase so bile 4 hiše, so bile skozi, zdaj so prazne, ne živi nobeden. Jaz sem še največ tle gor se s tem turizmom ukvarjam. Tle se tudi lahko vidite, imam neko etnografsko zbirko orodja in pribora, katerega so ljudje uporabljali včasih. In zdaj smo tudi z nekimi evropskimi projekte naredili 2 drevesne opazovalnice, v katerih ljudje lahko ostanejo čez noč. Tle je pa tako mir, tišina, živali skozi hodijo, ampak nikdar ne veš, kdaj bo prišla žival in katera žival bo prišla. Queste che vedete qui si chiamano osternize, è una cosa molto particolare che troviamo solo qui nella Losca Dolina. Praticamente è un sistema per essiccare il fieno ma anche altri prodotti della terra.